Alleluia. Bene, questa mattina abbiamo un altro posto difficoltoso, molto difficoltoso nella zona di Napoli, che molti la conoscono solo per nome, l'Irione Sanità. Però quando sentite Rione Sanità è un po' come i quartieri spagnoli, ci sono zone di Napoli dove
sono nominati un po' particolari. Io sono nato in quella zona lì, vicino, sono nato la zona dove sono nato io era in via Vergini e quindi era proprio attaccato a questa zona, ma ero del quartiere. E noi abbiamo il pastore proprio di quel quartiere questa mattina. Abbiamo il pastore Alfredo con sua moglie e lui è il pastore della chiesa del Rione Sanità. Dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. Gloria a Dio. Poi il Signore gli ha dato un'altra comunità a Pozzuoli, proprio completamente fuori, e quindi serve 2 comunità, ma abbiamo il piacere. Ci conosciamo da tanti anni, molti anni che ci conosciamo. Lui, il suo ministero è un ministero evangelistico. Alfredo non lo fermi. Alfredo prende la chitarra, va in piazza, si mette a suonare e a cantare, non lo fermi neanche se vuoi, solo se lo spari lo fermi. Amen, perché Dio ha fatto un'opera grande, serve il Signore con i figli, con sua moglie. Alfredo, vieni, sentiti in famiglia, sentiti a casa tua, fratello mio. Io sono stato nella loro comunità, ho avuto il piacere di andare a predicare molti anni fa. Adesso so che avete cambiato anche, ok, va bene. Alfredo, gloria a Dio, amen. Dio ci benedica. Amen, amen. Non so se dovete accendere o acceso già il microfono, è acceso già. Allora, questa mattina sono veramente grato a Dio per essere qui a Marostica insieme con voi. Non sempre ho anche il piacere di avere mia moglie che mi diceva: mi raccomando, lei è di poche parole, però è giusto che si alza in piedi un attimo, per favore, guardatela. Lei è la donna che mi supporta, sopporta, sostiene, aiuta. Mi ha dato la gioia di avere 3 figli, uno di 28 anni, un altro di 21 anni e un altro di 18 anni. Stiamo insieme da un bel po' di tempo e il Signore ha fatto cose splendidi per noi e noi siamo nella gioia, alleluia, la gioia di servire il Signore. Sono stato già una volta qui a Marostica, nella chiesa di Marostica, però quella che era a un altro posto, e oggi veramente ringraziamo il Signore per vedere come il Signore sta operando tra voi e, come diceva Gianni, sono sicuro che lo continuerà a fare, alleluia. Il Veneto ha una parte del mio cuore, perché vi spiego. In realtà io non ho avuto la possibilità di studiare. Io già da ragazzino ero il tipico scugnizzo di Napoli, però 1970 i miei nonni si trasferirono a Padova. Erano napoletani, sono arrivati a Padova, hanno trovato lavoro in fonderia, poi è salito anche mio padre e mia madre. Io ero già nato nel 69 e siamo stati qua un po' di anni. Io ho fatto anche la scuola qua elementare, però me ne hanno cacciato. Sono stato espulso dalla scuola. Frequentavo la scuola del Buon Pastore a Padova e purtroppo ho mandato un bambino all'ospedale e mi hanno fatto il foglio di via. Hanno detto: sto ragazzino qua non lo vogliamo. Avevo creato veramente una gang attorno a me perché ero il tipico trascinatore. E arrivato a un certo momento è arrivata sta lettera a casa dalla scuola, perché ero con i miei nonni, avevo 8 anni, terza elementare. Me ne hanno cacciato proprio e sono ritornato a Napoli. Poi ho fatto le mie esperienze purtroppo negative e all'età adolescenziale ho iniziato a toccare le droghe fino ad entrare nel tunnel e nella schiavitù della droga, e questo fino all'età di 19 anni e mezzo.
Poi un giorno mi sveglio nel mio quartiere e mi rendo conto che è arrivato un circo. Secondo me, sì, vabbè, è arrivato un circo, però in realtà non era un circo, era un gruppo di missionari che avevano montato una grande tenda con furgoni, con altre tende, con delle scritte Dio ti ama, Cristo è la risposta, Gesù è il Signore. In realtà mi incuriosivano questi, perché poi ogni sera facevano una riunione e c'era una buona musica, c'era un gruppo in quel tempo, il gruppo Melchisedec, che suonava la tenda di Cristo la risposta, e spesso, tante sere ero lì sotto gli effetti della droga e andavo ad ascoltare questa musica perché erano bravi, però in quelle sere, sto parlandovi del 1989, una sera che era un'ennesima serata che ero stato là, la parola di Dio trafisse il mio cuore, arrivò alla mia vita e mi ricordo solo questo. Alcuni quando si sono convertiti si ricordano la predicazione del pastore, i versi che il pastore ha pregato, io non mi ricordo niente. Una cosa ricordo, che andai all'altare, mi inginocchiai e dissi: Signore, se quello che mi stanno dicendo queste persone è la verità, tu sai quanto ho bisogno di te, sono un peccatore perduto, salvami. E da quella sera in poi, marzo 1989, fino ad oggi, la grazia del Signore è stata con me. Mia moglie era già una missionaria lì, era già partita da una chiesa, stava servendo il Signore in missione lì. Dopo la mia conversione sotto questa tenda non conoscevo la chiesa, anzi vi dico un'altra cosa, guardate come Dio fa le cose. A 700 metri linea d'aria, 700 metri linea d'aria, c'era una chiesa evangelica che aveva uno spessore, la chiesa del pastore Michele Romeo di Secondigliano, che Gianni è stato presente, una chiesa che veramente aveva un bel movimento all'interno, però 700 metri linea d'aria da me, io stavo andando all'inferno. Se non fosse stato per questo gruppo di missionari che venivano da varie nazioni del mondo, io probabilmente non sarei stato salvato dal Signore, non lo so, però Dio ha mandato loro e mi ha salvato. E quando mi ha salvato, non conoscendo chiese evangeliche, non frequentando chiese evangeliche, però Dio aveva trasformato la mia vita, sentivo che non ero più al mio posto in quel quartiere. Chiesi a questo gruppo, dissi: mi posso aggregare con voi? In realtà non sapevo che cosa fosse missione, non avevo avuto una chiamata missionario, non sapevo niente. L'unica cosa che sentivo è che c'era qualche cosa nella mia vita che doveva iniziare a cambiare e dovevo andare via da quel quartiere. Sono stato lì 2 anni con il gruppo di Cristo la risposta e mentre eravamo lì, voi sapete che cosa succede, no? Arrivato a un certo momento, Cupido lancia una freccia e mi innamoro di Anna, lasciamo il gruppo di Cristo la risposta, lei era una ragazza che frequentava la chiesa, ho iniziato a frequentare la sua chiesa e per tantissimi anni abbiamo servito il Signore nella chiesa a Secondigliano, veramente toccando ogni vicolo, ogni viuzza, come vi diceva Gianni. Ancora oggi con i miei 53 anni, senza più capelli, con la barba bianca, un po' acciaccato, ma prendo sempre la mia 6 corde insieme con 5, 10, 50 o 1000, non ho problemi, e stiamo là sugli angoli della strada per testimoniare le cose grandi che il Signore ha fatto
vuole fare e fa ancora nella vita di tanti. Abbiamo predicato l'Evangelo tanto tempo, poi nell'ultimo periodo e arriviamo alla conclusione di questa premessa, con la cura di questa Chiesa che ormai è da 25 anni che lo facciamo nel Rione Sanità. Siamo usciti dal contesto del ministero della Chiesa di Secondigliano e da 3 anni siamo con le chiese Elim. Ho trovato veramente una bellissima accoglienza, ho trovato un'atmosfera che è gradevole al mio cuore, alla Chiesa, e siamo oggi nelle chiese Elim con veramente anche delle prospettive che ci stanno avanti per la gloria di Dio. E proprio in questo ultimo contesto in cui stiamo vivendo mi rifaccio un po' a quello che diceva Giovanni e poi entriamo nella predicazione. Giovanni diceva che abbiamo bisogno di ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Alleluia. In realtà questo è un po' la caratteristica della Chiesa pentecostale da sempre. E è importante, io non lo so se questa esperienza l'hai fatta o meno, però ti chiedo, se non l'hai fatta, desiderala, veramente bramala, perché è qualcosa di straordinario. E voglio dirvi un'altra cosa: siamo in quei tempi profetizzati da Gioele e ripresi poi nella predicazione di Pietro a Pentecoste, e aveva preannunciato che negli ultimi giorni Dio avrebbe sparso il suo spirito sopra ogni carne, non escludendo nessuno, giovani, vecchi, anziani, servi, alleluia. E credo, fratelli e sorelle, che questa è una realtà che noi non dobbiamo trascurare. Siamo in quel tempo in cui ancora lo Spirito di Dio battezza, riempie, e ne sono testimone. Proprio qualche mese fa a Montespertoli, campeggio delle chiese Elim dei giovani a Poggio Ubertini, uno dei miei 2 figli, sono andati 2 figli miei là, e uno dei 2, Gianmarco di 21 anni, ha ricevuto un potente battesimo dello Spirito Santo. Dio lo ha riempito in un modo incredibile. Ho sentito mio figlio parlare un linguaggio celestiale, per quelli che sanno che cosa sto dicendo, un linguaggio che è in realtà un battesimo con un linguaggio tremendo. Alleluia. E per questo, cari miei, ancora oggi viviamo nella dispensazione dove lo Spirito Santo vuole riempire, battezzare. E attenzione, non per battezzarci per parlare soltanto in nuove lingue. Noi non abbiamo bisogno di un battesimo nelle lingue, noi abbiamo bisogno di un battesimo dello Spirito di Dio, alleluia, che trasforma tutta quanta la nostra vita. Sì, si manifesta anche con la glossolalia, con un linguaggio che probabilmente mai ha espresso, però non è soltanto quello. Alcuni a volte pregano: Signore, fammi parlare in nuove lingue. In realtà non ti serve parlare tanto in nuove lingue. Se avviene, gloria a Dio, ma quello che ti serve è una trasformazione che avviene attraverso lo Spirito di Dio, che ancora oggi si muove nel popolo di Dio. Ed ora arriviamo al messaggio che sento nel cuore di condividere con tutti quanti voi. E il titolo di questo messaggio è proprio questo: animati dallo Spirito di Dio per il servizio. Abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo, ho detto, non per parlare solo in nuove lingue, ma abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo per animarci a servire Dio, perché c'è una grande differenza, nessuno me ne voglia, alleluia, da quelli che sono ripieni dello Spirito Santo e quelli che ancora stanno attendendolo. Perciò se vuoi stamattina, lo Spirito di Dio si muove, è pronto a riempirti
e ti animerà a servirlo nel miglior dei modi possibili. Allora andiamo a vedere un po' un verso che troviamo nel libro dei Numeri. Se vi fa piacere aprire un po' la vostra Bibbia, se avete ancora quella cartacea, bene, se hai il tuo telefonino, bene, se hai l'iPad, apri, trova Numeri, capitolo 14, leggeremo il verso 24, alleluia. E dice proprio così, parleremo di questo uomo stamattina, un uomo che è stato animato da un altro spirito, non so se dice proprio così, ecco, proprio così dice. Leggiamolo. Ma il mio servo Caleb, poiché è stato animato da un altro spirito, mi ha seguito pienamente, io, questo è quello che il Signore diceva, lo introdurrò nel paese nel quale è andato e la sua progenie lo possederà. Fermiamoci un attimo qui e iniziamo un po' ad ampliare questa riflessione insieme. Cari miei, mi piace anche questo termine, animato, alleluia. Non è un cartone animato, ma questo termine ci parla di quello che in un certo qual modo il soffio di Dio, il ruach di Dio che ha animato Caleb e lo ha portato a fare alcune cose straordinarie. La Bibbia ci parla, perché qualcuno potrebbe dire, ma un altro spirito, ma che è sta cosa? La Bibbia ci parla che ci sono tanti spiriti, ma solo questo altro, e adesso lo specifico, solo lo Spirito di Dio può animarci a un servizio gradito a Dio. E Caleb, a differenza di altri che andremo a vedere, e per cui la Bibbia lo testimonia, era stato animato proprio dallo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio. E io credo che oggi più che mai nella Chiesa, non solo quella di Marostica, ma nella Chiesa in generale, abbiamo bisogno di essere animati, spinti, incitati, condotti dallo Spirito di Dio. Perché, attenzione, se non siamo spinti, condotti, animati dallo Spirito di Dio, altri spiriti, e ce ne stanno, cercano di prendere un po' il controllo della nostra vita. Perciò stamattina voglia il Signore veramente darci questa grazia. Signore, animaci, spingici, incitaci per mezzo del tuo Spirito Santo, alleluia, a servirti, alleluia. E questo spirito fu lo spirito che animò Caleb ad un servizio straordinario, alleluia. Questo spirito, che era lo Spirito di Dio, fece di questo uomo un uomo diverso da tanti altri, alleluia. Questo spirito dimostrò a Caleb come doveva incamminarsi in linea, in condotta di quella che era la chiamata della sua vita a servire il Signore, cioè quella di fare la volontà
di Dio. E perché usa questo termine, il mio servo Caleb? E questa è una testimonianza che è resa di lui, è stato animato da un altro spirito che abbiamo definito che è lo spirito di Dio. Alleluia, lo spirito di Dio. Perché questo spirito era molto differente, e spero che qua vi trovi d'accordo, di quello spirito che aveva animato gli altri che erano stati insieme con Caleb e con Giosuè. Stamattina parlammo poco di Giosuè, parlammo più di Caleb, però voi sapete che Caleb e Giosuè erano quei 12 principi che erano stati selezionati da Mosè perché dovevano andare in avanguardia e dovevano vedere e sondare un pochettino la terra che Dio gli aveva promesso. Ve lo ricordate? Le 12 spie, ve le ricordate? Sì o no? E allora che cosa ha fatto? Dio ha mandato questi in quel luogo e sono andati a verificare che veramente era un luogo benedetto, era un luogo straordinario. Addirittura ritornano e portano su delle aste dei grappoli d'uva incredibili, si rendono conto che ci sono delle cose buone, ma fratelli e sorelle, la realtà del cristianesimo dobbiamo essere onesti, non è che ci stanno sempre tutte cose buone, affrontiamo anche momenti meno buoni. Se andrebbe tutto liscio come l'olio sarebbe bello, tutti quanti si convertirebbero a Gesù e sarebbe bellissimo, ma la realtà è che io non vivo sempre dei momenti buoni. Penso anche tu, non viviamo sempre dei momenti buoni, passiamo anche dei momenti difficili. E quando sono tornati da questa esplorazione, vedete un pochettino che cosa succede. Andiamo un attimo al capitolo 13, velocemente, e andiamo a leggere dal versetto 31 al versetto 33. Dice, ma gli uomini, vedete questi sono gli altri 10 che erano andati con lui, dissero, non possiamo salire contro questo popolo perché è più forte di noi. Così presentarono ai figli di Israele un cattivo resoconto del paese che avevano esplorato, dicendo, il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo, sì, è un paese che divora i suoi abitanti, e tutta la gente che è in esso, che abbiamo vista, è gente di alta statura. Inoltre là abbiamo visto anche i giganti discendenti di Anak, di fronte ai quali ci sembrava essere delle cavallette, e così dovevamo sembrare loro. Questo è un po' il report, è un po' il resoconto di questi altri 10 che, voglio dirvi, non erano per niente stati animati dallo Spirito di Dio. Erano stati animati da altri spiriti. E questi spiriti, purtroppo, fratelli e sorelle, oggi siedono sul trono di tanti credenti che non riescono ad essere distinti come lo era Caleb, che era animato dallo Spirito di Dio per il servizio. Ma questi invece che cosa fanno? In realtà erano andati in avanguardia ad esplorare, e quando tornano, la relazione che fanno qual è? È una relazione animata da uno spirito
di scoraggiamento. No! Osè! Ma non ci vuoi mandare? Scusate il mio veneto. Dove ci vuoi mandare? Noi siamo andati e ci siamo visti avviliti. Abbiamo visto, in realtà, avevano visto soltanto cose negative e purtroppo molti, cari, non potranno mai espletare un servizio più avanzato perché non riescono a vedere altro che solo cose negative. Sono animati da spiriti che li portano a vedere soltanto cose negative, non riescono a vedere una cosa positiva e scoraggiano, avviliscono, rompono i passi, portano impedimento, ingigantiscono la cosa. E lasciatemelo dire, eventualmente sottolineatele pure sta cosa nel vostro taccuino se ce l'avete. Questi avevano assunto un po' la mentalità della cavalletta e oggi molti nelle chiese hanno questa mentalità, la mentalità della cavalletta, una piccola mentalità che non li porta mai a vedere al di là del loro naso. Ora attenzione, non sono un fatalista, non sono neppure uno che mi piace portare emozioni all'interno delle vite delle persone. Sono uno che grazie a Dio sto coi piedi a terra, non lievito, ok? Cari miei, ma purtroppo molte volte acquisiamo questa mentalità così ristretta che non ci permetterà di avanzare nel servizio, perché altri spiriti, se non è lo Spirito di Dio che ci anima, altri spiriti ci animeranno, ci inciteranno e più che incitarci a fare, ci inciteranno a scoraggiarci, a gettare la spugna, a fermarci, a dire no, è meglio che, vabbè, che lo faccia qualcun altro. Non sono all'altezza, non sono capace, non ci riuscirò, non ce la faccio. Io sono un asino, illetterato. Però se Dio ha fatto, sta facendo e continuerà a fare cose con un asino come me, sappi che Dio può fare ancora tanto con te, però devi iniziare a discernere bene quale spirito ti sta animando. Qual è lo spirito che ti sta animando? È quello che animò Caleb o quello che animò le 10 spie? Ora guardate un po' la differenza. E qua è il bello. Qua è il bello. Perché anche quando sei animato dallo Spirito di Dio, significa che ti stai mettendo in gioco. E oggi sono pochi quelli che si vogliono mettere in gioco. A molti piace rimanere seduti allo stesso posto, sempre allo stesso posto. Non lo cambiano mai. E se qualcuno capita che si è seduto posto, allora dice: fratello, ma questo è il mio posto. Rimangono là, fermi. Però tutti quelli che si vogliono mettere in gioco, cari miei, rischiano. Guardate un pochettino invece la diversità dello spirito che era in Caleb. Andiamo a leggere sempre nel capitolo 14, verso 9. Questo è un po' il seguito. Quei 10 avevano fatto una relazione animati da spirito
spirito di paura, scoraggiamento, avvilimento. Guardate invece un po' lo spirito che era nella vita di Caleb. Alleluia. Verso 9 del capitolo 14, guardate che dice. No! Lo vedo così, Caleb, dopo che ha ascoltato quelli e hanno scoraggiato un po' il popolo. E quando si inizia a scoraggiare il popolo, quando spiriti che influenzano, portano negatività, e quando si riprendono, se non interviene lo Spirito di Dio, questi spiriti contagiano l'assemblea e diventa uno scoraggiamento totale. Mentre che questo stava avvenendo, era avvenuto, vedete lo spirito di Caleb invece. No! Non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. Posso dire in napoletano? Ci mangiamo! Oh! Ma che? Sta paura, sto scoraggiamento, sto avvilimento. Ma che state relazionando? Qual è lo spirito che vi sta animando? Dio ci ha promesso che dobbiamo entrare in quella terra che è nostra, e voi invece siete qui a scoraggiare tutto. No! Andiamo! Saranno il nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. E non abbiate paura di loro. Però qui rischia, come ho detto prima, che quando ti metti in gioco, o che hanno fanatiche della situazione, ecco il fanatico, ecco quello che pensa di essere la persona adatta per fare certe cose. Quando ragioni che sei animato dallo Spirito di Dio e ti confronti con quelli che sono animati dallo spirito di paura, di scoraggiamento e di avvilimento, la realtà sapete qual è? È che inizialmente sembra che prevalgono gli spiriti che hanno scoraggiato su quello che invece è lo spirito che sta animando Caleb. La realtà, cari miei, è questa qui. Però, attenzione, mi sembra che alcune cose a volte prendono piega e adombrano altre, come in questo caso. Perché conosciamo chi prevalse da lì a 40 anni dopo. Prevalsero gli spiriti che animarono quelle 10 spie o lo spirito che animò Giosuè e Caleb? Forse rispondetemi, perché so che conoscete la Bibbia. Chi è che prevalse? Forse, qualcuno che lo dice. Prevalsero la relazione dei 10, anche se Caleb lo vedo infiammato, animato da questo spirito che era su di lui, caratterizzava la sua vita, e se anche cerca di dire no, per favore non facciamo così. Vabbè, ma tu sei fanatica, Caleb. Quando ti metti in gioco, iniziano a vederti come il fanatico della situazione, come quello che la pensa diversamente dagli altri, quello che casomai vuole mettersi un pochettino in mostra. E purtroppo, vedete, insistendo ma animato dallo Spirito di Dio, al verso 10, allora dice, dopo che aveva detto no, per favore, noi ce li mangiamo a questi, non abbiate paura. Il Signore è con noi, hanno perso la loro difesa.
Guardate che visione aveva già di quello che era il destino della sua vita, mentre che gli altri, no, quando mai ci stanno i figli, su 3 metri, come buttammo in terra chisica? Ci siamo visti nei loro confronti e ci siamo visti così piccolini, come affronto questa situazione? Caleb invece no. Ma poi quando insisti troppo, rischi quello che rischiava e meno male. Grazie Signore che a tutti quei fanatici animati dallo Spirito Tuo, che spesso vengono visti, che probabilmente ci sta qualche fanatico, che lo so, però basta che sia animato dallo Spirito di Dio, ma non ti preoccupare. Al verso 10 dice: allora tutta l'assemblea, influenzata dalla relazione di queste 10 spie animati da spiriti non di Dio, hanno creato un'atmosfera negativa, e quando qualcuno sta cercando di dire no, per favore, oh, allora ne capite? Ti sta zitto. Presero delle pietre e che volevano fare? È scritto che volevano lapidarlo. Quando esci fuori dalla mischia, caro mio, attenzione a non essere lapidato. Alleluia. Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli a Caleb e a Giosuè. Ma tranquilli, la gloria dell'Eterno apparve su di loro come una protezione. Alleluia. Quando sei animato dallo Spirito di Dio e cerchi di trasferirlo a quelli che purtroppo sono animati da altri spiriti, ti considereranno come un fanatico o addirittura cercheranno di lapidarti, ma stai tranquillo, la gloria dell'Eterno, alleluia, la gloria la nuvola dell'Eterno, quella nuvola che si alzava e si andava a appoggiare su quel tabernacolo, e là, alleluia, era il luogo dove Dio risiedeva e dimorava. È scritto che la nuvola li adombrò, è figura di protezione, alleluia. Costa il fatto di essere animati dallo Spirito di Dio, costa quasi la lapidazione, ma la gloria di Dio li protesse, alleluia. E da quel momento in poi, vedete che nella vita di Giosuè, poi arriviamo quasi alla conclusione, è stato un step by step, un continuo cammino, fino a che lo ha portato non solo a servire il Signore, perché il primo verso abbiamo detto lo spirito che ha animato Caleb lo ha spinto a servirmi e lo ha portato a raggiungere l'eredità, lui e la sua generazione, la sua famiglia. In realtà rischi, ma tranquillo, perché la gloria di Dio riposa su di te, e questo gli consentì di guadagnare quella promessa, perché al verso 24 è scritto: è stato animato da un altro spirito, mi ha seguito appieno e lo introdurrò. Vedete, Dio dice: sei rimasto animato da questo spirito, sei stato anche visto come un fanatico, hai rischiato la lapidazione, ma io ti ho protetto, e in questo tempo sei rimasto ancora attivo al mio servizio, e ti prometto di portarti là, ti introdurrò nel paese in cui sei andato. E voi sapete che tutti quelli che erano stati animati da altri spiriti, avevano scoraggiato tutti quanti, sapete che fine hanno fatto? Cosa? Qualcuno ha sentito? Sono morti. Sapete dove sono morti?
Bravo! Oh, alleluia! Nel deserto sono morti tutti quanti. Attenzione dagli spiriti che ci animano. Non solo ci avviliscono, ci scoraggiano, ma anche a lungo andare ci uccidono e ci uccidono anche nel deserto. Nessuno di loro morì nella terra promessa, tranne questi due. E uno di questi due è Caleb, questo che è stato animato dallo Spirito di Dio. E sapete, 2 o 3 cose ancora che vogliamo vedere insieme. Andiamo un attimo nel libro di Giosuè, sempre al capitolo 14. Venite un attimo con me nel libro di Giosuè, un po' più avanti. E che cos'è sta scrittura? Alleluia. Leggiamo un attimo insieme. Capitolo 14 dal verso 10 fino al verso 12. Vado rapido. Qui è sempre Caleb. Vabbè. Qui siamo ormai 45 anni dopo quell'evento. Già 45 anni prima era animato dallo Spirito di Dio. Però poi, dal 40° anno fino all'85° anno di Caleb, questo uomo ha saputo tenere una relazione straordinaria con lo Spirito di Dio. Alleluia! Fratelli, in realtà Caleb è stato uno che seppe avere una buona comunione con lo Spirito. Non lo contristò, non lo spense, non lo rattristò, ma continuò ad avere questa relazione. E guardate che dice 45 anni dopo. Lui dice così, verso 10, e ora ecco, l'Eterno mi ha conservato in vita in questi 45 anni, come aveva detto da quando l'Eterno disse questa parola a Mosè mentre Israele vagava nel deserto. Ed ecco, oggi ho 85 anni, ma oggi sono ancora forte come lo ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Lo stesso vigore, o qui potrei dire lo stesso spirito, alleluia, che avevo allora, ce l'ho ancora, alleluia, tanto per combattere, tanto per andare e per venire. Perciò ora dunque dammi questo monte di cui l'Eterno parlò in quel giorno, perché tu stesso qua sta parlando poco Giosuè, l'altro che era resistito anche lui a tutto quello sterminio. Vedete un po', quando sei animato dallo Spirito di Dio, ho detto sei spesse volte visto come un fanatico, rischi la lapidazione, ma Dio ti protegge con la sua gloria e continui a servirlo e lo servi per tanti anni. 45 anni dopo, questo spirito era ancora sulla vita di Caleb e seppe relazionarsi incredibilmente con lui. Camminò con questo spirito, alleluia, lo portò a rimanere lo stesso. Che bello vedere credenti che sono animati dallo Spirito di Dio e che continuano a svilupparsi, a crescere, ad ampliare la loro vita nel servizio al Signore. È una delle cose belle che è nella vita di questo servo e che ha saputo anche influenzare attraverso la sua vita ripiena dello Spirito di Dio le generazioni future
fu chiesto ad uno dei suoi nipoti di andare a conquistare un qualche cosa, e questo suo nipote, chiamato Othniel, è uno di quei primi giudici di Israele che il Signore chiamò per continuare l'opera attraverso la vita di questa generazione. Giosuè, suo zio, animato dallo Spirito di Dio, fanatico, ma in realtà non lo era, protetto da Dio, guidato da Dio, sostenuto da Dio, servendo Dio, mantenendosi per 45 anni. Chi è che ha 85 anni? C'è qualcuno che ha 85 anni qua? Non c'è sta, non c'è. Però voglio dirvi che a 85 anni vedere ancora questo uomo che si esprime su ancora c'ho le stesse forze di quando ce ne aveva 40, e sto ancora in grado di andarmi a prendere quelle cose che il Signore mi ha promesso. Un uomo straordinario per le sue capacità, per la sua forza. No, tutto questo sapete perché? Perché è stato animato dallo Spirito di Dio. E quello che voglio lasciarvi stamattina qui alla chiesa di Maustica è proprio questo. Cari nel Signore, veramente, lasciate influenzarvi da quest'altro spirito, lo Spirito di Dio. Non permettete ad altri spiriti di influenzarvi, perché diranno soltanto. Se onestamente stamattina pensate un po', se quei 10 avrebbero avuto un punto di pentimento, di cambiamento, di ravvedimento, dice, ma Samuel a Caleb e a Giosuè, la storia sarebbe stata completamente diversa. Non avrebbero vagato 40 anni nel deserto, non sarebbero morti, avrebbero sicuramente conquistato la terra 40 anni prima e non 40 anni dopo. La storia è andata così, però io credo che oggi noi possiamo evitare errori del passato e non permettere che le nostre vite si possano ritrovare a vivere esperienze che non sono utili per la nostra vita. Perciò stamattina veramente grazie per questo tempo che mi avete concesso. Grazie Gianni per la possibilità di predicare questo pensiero, e spero che sia stato veramente una parola che il Signore ha voluto portare ai vostri cuori. Lo vogliamo dire insieme stamattina e poi me ne vado a sedere? Sì? Vogliamo fare qualcosa all'unisono? Vabbè. Signore, forza, sì, animaci attraverso il tuo Spirito. Gloria a Dio, vogliamo alzarci in piedi? Gloria al Signore. Credo che il Signore continua a parlare alla Chiesa, come il Signore ci sta parlando anche giovedì nello studio. Abbiamo parlato proprio di un ministero della sedia, abbiamo parlato proprio, e questa mattina il Signore ha proprio parlato di essere animati dal suo Spirito. Credo che comunque sia una parola anche profetica per quello che stiamo vedendo, per quello che ci stanno facendo vedere, ci fanno vedere i giganti. Come affronteremo l'inverno? Come faremo? In che modo? La corrente aumenterà, il gas aumenterà, i giganti. È vero o no? La Chiesa ha bisogno di uno spirito diverso da quello del mondo. Ha bisogno dello Spirito di Dio che ti dice non temere, non ti preoccupare, perché io ti riscalderò, io ti porterò da mangiare,
io mi prenderò cura di te perché non ti mancherà nulla. Perché ricordatelo, i lencelli soffrono necessità e fame, ma coloro che fanno la volontà di Dio non avranno mancamento di alcun bene. E Dio ancora dirà a tutti gli altri che sono nel panico, nella paura: questo popolo che voi vedete è animato da un altro spirito. Amen. Vogliamo concludere con un cantico. Alleluia, gloria a Gesù. Grazie Signore, grazie Alfredo, che il Signore continua a benedirti e a usarti lì in quel posto. Avete visto come urla? Così urla anche in piazza Alfredo, Non mi preoccupo, è proprio così lui. E se nel rione Sanità non urli così, devi urlare in questo modo. Gloria a Dio. Amen. Hanno bisogno di un'unzione speciale nella loro vita, quando vogliono essere animati dallo Spirito di Dio, uscire da questo luogo con una visione di siamo qui aspettati di te. Vieni oh Dio, riempi il vuoto che c'è, voglio solo sentire il potere, il tuo potere. Spirito Santo, riempici di te, la tua Chiesa. Noi siamo qui aspettati di te. Vieni oh Dio, riempi il vuoto che c'è, voglio solo sentire il potere, il tuo potere. Vieni Spirito di Dio, il mio cuore è il tuo altare, voglio udire il suono del cielo, la tua gloria contemplare. Noi siamo qui aspettati di te. Vieni oh Dio, riempi il vuoto che c'è, voglio solo sentire il potere, il tuo potere. Vieni Spirito di Dio, il mio cuore è il tuo altare, voglio udire il suono del cielo, la tua gloria contemplare. Vieni Spirito di Dio, il mio cuore è il tuo altare, voglio udire il suono del cielo, la tua gloria contemplare. Ti diamo gloria, ti diamo onore, tuo il potere per sempre a me. Ti diamo gloria, ti diamo onore, tuo il potere per sempre a me. Ti diamo gloria, ti diamo onore, tuo il potere
benediciamo questa mattina perché tu hai parlato ai nostri cuori. Che questa mattina ognuno di noi possa riflettere del messaggio che tu hai voluto ancora una volta dare alla tua Chiesa. Signore, la tua Chiesa ha bisogno di essere animati da uno spirito diverso in questa nazione, affinché la tua Chiesa sia innalzata, sia un esempio, che gli altri possano vedere che siamo figli tuoi. Signore, non abbiamo cambiato una religione, ma abbiamo conosciuto Cristo Gesù il Signore. E ha cambiato la nostra vita, ha trasformato la nostra vita e noi viviamo per fede, perché la tua parola ci dice che il giusto vivrà per la sua fede. E ti ringraziamo, Signore, per questo consiglio di questa mattina, per la parola. Vuoi tu benedire, Signore, Alfredo, la sua famiglia, i suoi figli, sua moglie, Signore, il ministero che tu l'hai chiamato. Signore, continua a usarlo per la tua gloria. Ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Buona domenica a tutti quanti voi.